Non è servito a nulla il massaggio cardiaco durato oltre mezz'ora eseguito dai sanitari del 118. Il camionista, travolto da una Panda all'interno della galleria Carso, è morto sul posto. Il 32enne di origine turca, stando alle prime ricostruzioni, ha avvertito un guasto al mezzo pesante mentre saliva al raccordo autostradale dopo aver recuperato il mezzo al porto di Trieste. Era da poco passata la mezzanotte quando l'autotrasportatore ha accostato, per quanto possibile visti i problemi al motore, ed è sceso dalla cabina nel tentativo di posizionare il triangolo d'emergenza in attesa dei soccorsi. Appena uscito dal mezzo però è stato investito da una vettura in transito, nello specifico una Fiat Panda con al volante un uomo di mezza età. Il tutto è accaduto al termine del tratto in salita del tunnel poco prima dell'uscita per Prosecco. All'arrivo di ambulanza e automedica l'uomo era già in arresto cardiaco ma presentava anche un forte trauma toracico e fratture multiple agli arti. È stato intubato sul posto e massaggiato senza sosta sinché è stato inevitabile dichiararne la morte. In loco per rilievi, viabilità e accertamenti sulla presenza di parti del veicolo coinvolto sull'asfalto, la polizia stradale, i vigili del fuoco e l'ANAS.